Una grande festa, e ne abbiamo parlato ampiamente, quella di sabato al Teatro Pirandello alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel primo giorno che vede Agrigento capitale della cultura. Primo giorno di un anno che dovrà tenere conto anzitutto di quanto ha detto lo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso, il quale ha invitato a guardare con speranza questo anno da vivere insieme, con la voglia di dialogare e di percorrere un percorso affascinante. Vivere insieme, insomma, purché si abbia la voglia di finirla con i veleni che hanno accompagnato i preparativi e che anche nel giorno della festa, sabato, hanno trovato spazio. La cultura, ha affermato Mattarella, non ha lo sguardo rivolto all'indietro, piuttosto sollecita ad alzarlo verso il domani. E c'è una parte del discorso del Presidente che si adatta perfettamente alla situazione agrigentina. Secondo il Presidente, infatti, mai come adesso abbiamo coscienza che l'opera delle istituzioni e le politiche pubbliche non basteranno se non verranno sostenute da una corale responsabilità dei cittadini, perché la percezione del bene comune è cultura. Quasi un richiamo, quello di Mattarella, a chi non si cura affatto dei beni che qui esistono malgrado le polemiche. Un richiamo a chi si lascia andare ad atti di vandalismo, deturpando e distruggendo per il semplice gusto di delinquere. Il Presidente della Repubblica, prima di lasciare il Teatro Pirandello, salutando i presenti, a cominciare dai sindaci, ha voluto ricordare che uno degli intenti di Agrigento in questo 2025 è quello di non essere soltanto lo spettacolo palcoscenico della capitale della cultura, ma di costituire sollecitazione e spinta per tante altre realtà. I problemi che ci sono, e purtroppo sono tanti, non devono autorizzare alla distruzione, tra virgolette, non devono essere pretesto per andare oltre alla legittima critica. Diciamo che sotto questo aspetto si sta proprio esagerando